un'opera importante, completata a tempo di record, che attende il completamento. Beh, lo si farà questo completamento, visto considerato che sui 20 milioni di budget abbiamo avuto un ribasso del 30%, che sono esattamente le risorse che ci serviranno per ultimare. Quindi dicembre 2019 si mette la parola fine a quest'opera. Importante la presenza dei familiari dell'operaio che qui ha perso la vita. Sì, Pasquale, che ha perso la vita a 42 anni con 2 figli e una bambina in arrivo che è nata. Lui è morto purtroppo in un incidente sul lavoro su questo cantiere il 21 giugno 2018, la bimba è nata a settembre. La Regione è impegnata su questo tema, continua a essere impegnata. Assolutamente sì, e il tema è una priorità, il tema della sicurezza sul lavoro, degli infortuni e di non perdere la vita sul lavoro come è accaduto in questo caso. E c'è un bel tavolo di lavoro con tutte le realtà e tutti gli stakeholders a livello regionale, coinvolgendo un po' tutti, ovviamente si lavora tutti nella stessa direzione, la prevenzione. E questa strada significa anche un po' più di attenzione per la montagna veronese, per esempio? Ma direi che in generale tutto quello che si fa è attenzione per questi territori. E tanti l'hanno voluta questa opera, ma noi l'abbiamo realizzata e dopo anni di chiacchiere c'è anche chi si è rimboccato le maniche e ha deciso di fare quest'opera e non sarà l'unica di questi territori. Presidente, segnali dal governo per quanto riguarda il tema autonomia, che punto siamo, cosa vede nel futuro? Beh, ottimi segnali, perché anche questa mattina il vice premier Salvini ha ricordato che entro fine d'anno comunque il primo passaggio in Consiglio dei Ministri verrà fatto. Vi ricordo che noi dobbiamo attendere l'approvazione dell'accordo, dell'intesa, che non è altro che un contratto che poi si firmerà con il governo, firmerà con il Presidente della Regione Veneto. Da questa intesa approvata e dopo firmata parte il processo dell'autonomia, un processo che prevede per il Veneto 23 materie e ovviamente le relative partite finanziarie collegate alle 23 materie da stabilire e da girare al Veneto. Presidente, altre cose importanti, le infrastrutture, a che punto siamo con la pedemontana e con la famosa TAV, che sa che qua a Verona è nato anche un comitato che per spingerla? Ma guardi, io penso una cosa, penso che le infrastrutture debbano essere sostenute. Io l'ho sempre fatto in tempi non sospetti, sono note le mie battaglie per la pedemontana e per la TAV, ma aggiungerei anche per la Valdastico. Non considerate la Valdastico una partita chiusa in positivo, io sono preoccupato. E molte altre opere ancora, bisogna andare avanti con queste opere, sono strategiche. Non fare la TAV significa non solo perdere il treno veloce, ma significa anche perdere competitività, perché i nostri territori non hanno il quadruplicamento dei binari come è avvenuto da Torino fino a Brescia, e questo per noi è un grosso guaio, cioè continueremo a avere merci e persone che utilizzeranno lo stesso binario da Venezia a Brescia. Grazie.